Ben ritrovati amici a Centro Anch'io, eccoci oggi nel piazzaletto antistante la chiesa di San Francesco d'Assisi. Centro Anch'io. Nel 1220 comparve per la prima volta una comunità di francescani a Brescia, probabilmente dopo una sosta dello stesso San Francesco d'Assisi in città. Qualche anno dopo, come ringraziamento verso i frati francescani che avevano pacificato alcuni problemi all'interno della città, il comune di Brescia donò loro una serie di terreni nella zona sud-occidentale del centro storico, all'epoca non ancora edificata. I lavori di costruzione della chiesa dedicata al Santo d'Assisi, in stile romanico, iniziarono nel 1254 e vennero completati nel 1265. Successivamente nel 300 venne costruito anche il convento francescano annesso alla chiesa e la chiesa venne internamente affrescata con dipinti in stile giottesco. Agli inizi del 400 la struttura della chiesa venne tramutata in stile gotico. Sulla facciata romanica a capanna è infatti possibile vedere un bel rosone tipico di questo stile. Il soffitto della chiesa fu voluto da Pandolfo Malatesta, signore di Rimini, che governò Brescia per conto dei Visconti di Milano nel 1409. Successivamente, durante il Rinascimento, l'interno della chiesa si arricchì di vari altari realizzati da Moretto, Romanino, Gasparo Cairano. Aggiunte successive dell'Ottocento sono opera di Rodolfo Vantini. Bene, attenti alla frasettina di oggi, Quel che il gan ventat e l'aurà e il gan ventat po' al polsà. Tra pochi secondi iniziamo, restate con noi, grazie. Centro Anch'io. Di nuovo qui alla chiesa di San Francesco, amici, per riprendere il detto lanciato poc'anzi, quel che il gan ventat e l'aurà, il gan ventat anche il polsà. Quanto ne sanno i bresciani di questo? Via! Giusto, perché sarebbe prima il lavoro e poi il riposo. Bravo, intelligente, giusto. E tu che fai? Sei un lavoratore, sei uno studente? Lavoro. Sì, e che ti riposi anche però. Eh sì, per fortuna sì, almeno quello. Come riposi? Quali sono i tuoi momenti di riposo? E uscire con gli amici, cene, aperitivi, il solito, ero un ragazzo della mia età, così. Chi è che ha inventato il lavoro, che ha buttato il capuzzo? Che significa? Che riposa, il pulsa, riposa, no? Riusciva a riposare lei quando era un lavoratore? Poco, ai nostri tempi no. C'era poco, c'era più lavoro e meno riposo. Lavoro se si lavorava di più una volta. Quello che ha inventato il lavoro è inventato che il riposo. Lei è una persona che più lavora o più riposa? Dopo lavoro. E che lavoro svolge? Fabbrica, stabilimento. Ogni tanto riposa anche, no? Allora, con i turni meno male riposo, però preferirei avere più riposo, ecco. Allora il datore di lavoro facciamolo riposare un po' di più, Ok, speriamo. Ha fatto un po' il sindacalista. Non male, bravo. Avevamo bisogno, quei tempi che corrono. Lei saluta. Grazie. Quel papa, saluta solo con la mano. Quel che il gan ventat e l'aurà, è il gan ventat anche il polsà. Verissimo. Beh, però se mi vuole polsà. E perché? Perché mi piace tanto l'aura. Sempre a scattare foto. Sempre. Quindi poco riposo e tanto lavoro. Ma anche se non fosse lavoro mi manca, anche quando sono a casa, a me manca proprio il lavoro. Sono mio fa senso. Paolo, tu sei uno che sa apprezzare il riposo? Sì. Quando riposi, come, perché? Porta la domenica e basta, che fino a sabato si lavora, basta. È vero, io faccio tanto quasi 50 sicani della ora, su Dremo. Quindi poco polsà. Poco polsà, bravo. E quando si riposa che si fa? Anche lei adesso la uria giocava a voce però, Ah, è lavoro, Quello che ha inventato il lavoro ha inventato anche il riposo. E quindi che sta a significare sto detto? Cosa ci insegna, signora? Che è giusto lavorare, però è anche giusto prendersi una giornata libera, la domenica, la famiglia, gli amici. Bene amici, che il gan ventat e l'aurà e il gan ventat po' al polsà. La traduzione è abbastanza lineare. Chi ha inventato il lavoro ha inventato anche il riposo, quindi è pur vero che il lavoro nobilita l'uomo, però l'uomo non dovrebbe diventare schiavo del lavoro, magari, soprattutto il giorno della festa. Grazie per essere stati in nostra compagnia, alla prossima puntata. Arrivederci.